Ad Eraclea Mare oggi restano un centinaio di abitanti. Ormai i profughi sono la maggioranza, una maggioranza sperduta, disorientata. Girano con le biciclette. Gli sono stati dati telefoni, le sigarette, hanno tutto, tranne quello che vogliono, i documenti per andarsene. Li trattano come noi italiani, esatto, gli danno le cose superflue come lo smartphone, le sigarette, ma non un lavoro, un permesso di soggiorno, una situazione di vita, insomma. Il vento soffia gelido e annuncia l'inverno. Presto le temperature precipiteranno. I profughi di Eraclea, sempre più infreddoliti, preferiscono chiudersi nelle loro stanze nel residence Mimose. Riscaldamento non ce n'è dentro qua, Non c'è riscaldamento, C'è tensione, si sente, si percepisce, si annusa in quest'aria di fine stagione. I profughi sono nervosi, fuggiti dalla fame e dalla guerra, non capiscono nemmeno loro perché siano finiti qui, senza uno scopo. Dicono che il mangiare non è buono, perché loro non si vede che sono capaci di mangiare il nostro mangiare. Mi pare che ha fatto risotto con il zafferano e non l'ha mangiato perché non gli piace. Ad Eraclea gli ultimi turisti rimasti stanno facendo le valigie. Io sto andando via. È finita la stagione turistica. Sì. Anche qualche abitante però sta pensando di andarsene. Me ne vado via. Fra un po' chiudo, me ne vado fuori dalle scatole io. Questo pezzo di deserto ormai è un limbo per tutti. Squallido, grigio, abbandonato. Qualcuno ha messo in vendita la casa. Anche l'estate è fuggita. Restano solo i profughi come spettri e il vento gelido, l'unico che non li ha dimenticati.